calcio 2000 Martellaro, l'ultimo atto di questo venerdì santo di futsal live nella Belbotè Arena. Quel che resta della voce di Stefano Destoni da contarvi con le immagini di Futsal Veneto TV e Robluz, e lo fa in questo momento. 60 minuti dunque separano uno da dietro per Feltre, che fa girare verso Franzan, che prolunga avanti per Sciala, recupera la palla Sciala, va a caricare il destro della rete. Salviato intanto a manovrare in avanti, bene l'imbucata con Ferro che va a caricare il destro, lo scambio con Nashin Ben, e poi Ben il primo che resta lì, la respinta e poi sotto porta Salviato trova il vantaggio per il Martellago. 5 minuti e il bomber Alessio Salviato che trova il mezzo delle mani del collega Berro, che fa ripartire veloce per Fongoro sul secondo palo, c'è Fadlind che recupera il pallone con Bartolo e la palla per Marinello, Morales nel 5, Marinello e Fongolo fino dal lago, il capitano vince un contrasto, poi Stoic per Olarte, lo scambio con Stoic ancora da Olarte, bravissimo il fischio, la rincorsa ad armare il destro che determina sulla barriera il pallone che resta lì e poi la risposta, recupera Giuseppe Ferro che fa ripartire il suo, regala però il pallone dal lago, l'invito Bartolo, la risposta poi il signor D'Andradi Mestre con calcio 2000 che qui perde un pallone, sotto sopra non lo so, Cavagli intanto fa sportellate, il pallone arriva sul destro a un minuto abbondante alla fine. Cavaglia lo schema per Nashin Ben che va a Monfine. Vi ricordo che poi ci saranno anche gli highlights di Robluz. Stoic intenta buttare il gol del pareggio di Marco Stoic che trova l'angolo lontano sguarnito e rimette sui binari di parità la sfida. La riprende il calcio 2000, lo vediamo via. Salviato ancora Bartolo, bravo ad andare via Sciala, il tiro che di poco alto. Stoic intanto va verso Sciala che ritorna a avere il pallone per Stoic, qua bravissimo Bartolo. Il tiro intanto il pallone che resta lì, respinto più volte. Finanza con il pallone, lo scarico dietro di Sciala, fate di palla per che Pernici, Barbazza, non c'è fallo, si continua a giocare, palla a destra per Favaro che va a calciare. Nascimen prolunga per Cavaglia, il tiro e il gol! Grande azione questa con Giuseppe Ferro che va a concretizzare la sponda pivot di Lorenzo Cavaglia, trova il 2-1 per il Martellago a metà del secondo tempo, dunque torna avanti la squadra veneziana di Mister De Santis, lo rivediamo tra un po' Mattia Berbo, dunque torna avanti la formazione di Mister Mario De Santis che recupera ancora un pallone, lo perde in secondo tempo, è ancora lì con Cavaglia, Natale Bartolo recupera per Fongaro, un possibile 3-2, Fongaro per Del Lago che va a calciare, trova i pali, torna sulla parità la sfida. Questa volta è stato Del Lago il capitano nel calcio 2000, una puntata a rasoterra in diagonale che non scampa Natale Bartolo, dunque ristabilita ancora in equilibrio la sfida, rientrato Cavaglia, contropiede con Del Lago, questa volta per Fondero, il pallone deviato, penalty contro Natale Bartolo, il fischio, la rincorsa, il tiro e il gol di Fabio Fongaro che porta i suoi avanti per la prima volta, calcio 2000 al 19esimo minuto, avanti 3-2. Battuto dietro per Cavaglia che trova l'incrocio dei pali pieno e poi Fongaro da casa sua scarica. 3-2 però il vantaggio del calcio 2000 ora con Cavaglia. Deve difendere il calcio 2000, Cavaglia, avanza Cavaglia sul secondo palo, il tiro poi l'aiuto anche per la squadra veneziana di Mister De Santis, fa sfilare il tiro, il portiere è in panca perché c'è Marinello con la maglia di movimento, il pallone che resta lì per bravo sia Musolino, attenzione palla per Salviato che va a calciare, Berno
Natale Bartolo, 5 secondi, 4, vediamo il direttore di gara se mette il fischietto in bocca e lo fa in questo momento con il calcio 2000 che domani sera alle 19 affronterà nel derby tutto vicentino il Futsal Trissino. 3 da Stefano Testoni con Futsal Veneto TV e Ropiot, Andrea, Matteo, Gianmarco e il Luppolo. L'appuntamento a domani pomeriggio, sempre qui live, dalla Belbote Arena. Buonanotte a tutti, per chi riuscirà a dormire. Ciao.